quando eravamo belli che eravamo assai, che Matteo eravamo 6-7 cristiani, e che poteva giù. Ne mettiamo che poteva giù. Aria fina! Viva la natura! Iniziavano la mattina col buio e finivano la sera e gli davano, forse si andò da mangiare e basta. Poi il proprietario usava una tecnica, andava a uno e gli diceva nell'orecchio tu togli un uovo. Però l'uovo a turno glielo dava a tutti e allora quando loro mettevano diceva a te l'uovo, quindi tutto accelerare a mietere. E l'umanità è come solo e più è venuta per la mano. Mi ricordo sono andata ai Marini la mattina, Catena Nova, a mettere la mattina alla sera. Dalle 5 alle 8 la sera. Faticoso. Faticoso. Andiamo a mettere il grano, raccoglieremo l'amore. Il sole che la calore. Andiamo a mettere il grano. E con Ermoto già fatto, questo sì che sono esperti mettitori. Dove metto? Ora tiriamo da te. È la prima volta che voi mietete? No. Ma lui è figlio d'arte questo ragazzino. È figlio Una tradizione da preservare, da continuare. Sì. Complimenti. Sicuramente sì. Questo lavoro l'ho cominciato quando aveva 5 anni pure, ma non così con la mototrebbia. L'anno lo facciamo a mano con la falce e quando facciamo il grano lo facciamo con le mucche a girare con la pietra e poi quando non c'era vento stavamo pure un giorno là, capito? Dovevamo cacciare tutta la paglia via, tutta la fiosca via, stavamo pure un giorno. Tanta fatica, però la qualità, la genuinità di quello che poi viene raccolto è unica. Avevamo soddisfazione perché era una cosa bella, la facciamo noi, perché queste ragazze oggi non hanno nessuna volontà di fare qualcosa. Una volta invece c'era più volontà. Sciuri di rose russi allo sbucciari. Ed ora si procederà a scaricare il grano appena raccolto con la mietitrebbia. Ora raccolto, potato, poi ma mamma piglia o cri, o face o stende. Sua mamma? Questa è la mamma, questa ti racconta tutto. Signora, buongiorno. Buongiorno. Bene mamma, taglia come un frumento asciutto secco. Che ora ti dice tutte cose. Chi sto stenneva, o cirneva, capiste? O metteva delle casce, mi ci dice, ma viene qua. Signora, come si chiama? Io, Maria. Possiamo sapere quanti anni ha, signora Maria? Io. Quanti anni c'ha mamma? Mi ci dice? 80 anni dice. 85. 85 anni, buon lavoro signora! Grazie. Ma qua, mamma, vieni qua, vedete qua come la storia. Prima così io faceva e spagliava, ora la trebbia faccio tutto così. Mi ricordo che veniva in campagna con mia mamma, mi portava a Dana, prima mi faceva mangiare e dopo mi faceva dire i preghiere. Erano sempre. E il lavoro? Ora invece niente più, i Caruso non lo sapevano. Tanto Matteo, tutto faceva. Ti facevano tanti sacrifici? Ha avuto che sacrificio. E dopo Matteo erano tanti cristiani, Matteo ma che poteva chiudere.
Ed erano momenti difficili, è vero, però di grande unione. Sì. Cosa ne pensa di questo luogo? Cose qua, favoloso, guarda che panorama, bello. Che c'è? Meglio qua una maire. Aria fina! Viva la natura! Viva la natura! È vero, queste... Buongiorno! Viva la natura, ha detto bene. Guardi la signora. Lì a casa, Tua madre? lì a casa, ci dice. Usato, Non io faccio. Forza, mande. Museo, che mano, Museo? Tutto a mano. Tutto a mano. Cala per mi suonato. Quanto avete lavorato? 30 anni, 40 Bravo, anni. vieni qua, ammonita. Signora, affiorano dei bellissimi ricordi nella sua mente, affiorano tanti ricordi. Altro che ricordo. Quando eravamo 5-6 che Matteo, a cui poteva giocare. A cui poteva giocare. E non ce n'era stanchezza tanto mai. Quando stancavo che facevo? L'età non è sempre quasi stessa. Lei è 86. Sì, è 206. No, 86. 85. 85. E io sono 87. Lei è del 1937. 1937. Ha svolto questi lavori. A oggi a mettere, pesare, le mule. Vediamo il raccolto. Io a notte si suseva e se ne va a mettere. Quando noi ce ne susevamo, e dove era, già che avevamo tutto, sapete quanto sono. Tutto un domenica. Mamma, come si manava tanto? Con trattura o con muro? Sì, con trattore, con muro. Con muro si manava? Un mule che va, Lo davvero? Che vacche. eravamo a lavorare a voto. E io mi mettevo sopra di vacche, mi metteva sopra e camminava presso di vacche. Mi faceva che dice, mi chiama a figlia perché non ci posso stare sopra di vacche. Perché mi metteva sopra la pecora. Quindi vi svegliavate presto la mattina, all'alba? Sveglia presto? Puro, quando Di notte? Di notte, la mattina alle 5, 4. ora non sanno fare più niente, non sanno fare più niente, Ma perché secondo lei? perché non fanno... Perché stanno bene. Perché stanno bene. È quello che esce fuori da questi piccoli momenti che abbiamo immortalato dalle nostre immagini. Abbiamo raccolto le dichiarazioni spontanee anche di questa donna. Dagli occhi di questa donna si nota l'amore per un passato meraviglioso, un passato ricco di grandi sacrifici, è vero, ma un passato ricco di tante soddisfazioni date dalle piccole cose. Oggi ci troviamo qui a Portella Gazzana di Longi e stiamo facendo la raccolta del grano tenero Maiorca, che è un grano siciliano, un grano antico, che poi porteremo all'antico mulino a pietra per macinarlo. Ma qual è il segreto di questo grano? Perché è così amato nel mondo? Perché è un grano particolare, un grano antico, è tutto naturale e poi viene macinato a pietra e durante la macinazione a pietra rimane tutta la crusca, rimangono tutte le fibre, tutte le proteine rimangono tutte intatte. Facciamo un passo indietro e ripercorriamo come si è arrivati a questo momento, come si inizia dalla preparazione del terreno, iniziamo dal principio. Allora si inizia con la preparazione del terreno, viene seminato il grano e poi nel periodo viene seminato a settembre-ottobre e poi nel periodo di luglio viene fatta la raccolta del grano. Poi viene fatta asciugare un po' al sole il grano e poi viene macinato, diciamo, nel nostro mulino, all'antico mulino a pietra di Longi. Ed il passaggio dell'antico mulino a pietra di Longi lo state vedendo in questa immagine, un mulino antico, un mulino appunto in pietra che mantiene inalterate delle qualità. Rimangono tutte le fibre, le proteine del grano. Il territorio, parliamo di questo territorio, dove ci troviamo, le caratteristiche di questo territorio. Qua ci troviamo a Portella Gazzana, sui 1000 metri sul livello del mare, tutto bello soleggiato, si vedono le isole Eolie, uno spettacolo. Che tipi di farine ci sono?
E qui per adesso abbiamo piantato solo la Maiorca e il Russello, però altre varietà di grani antiche che abbiamo la Tumbinia, Perciasacchi, Senatore Cappelli, BD, sono tutte varietà di grani antichi siciliani. Spettacolare perché trasmettete in tutto il mondo la cultura che questi paesini una volta avevano e adesso si sta riscoprendo, e i valori e l'essenza che ha. Oggi speriamo che i giovani magari al momento non l'apprezzano così tanto, però sarà un frutto che 10 anni da oggi saranno orgogliosi di vedere. Mentre camminiamo andiamo da sua madre. Lei è conosciuta in tutto il mondo, tanti ristoranti. Non conosciuto in tutto il mondo. Cosa pensa il mondo, l'America della Sicilia, di questi luoghi? Come la vede? No, per noi quando veniamo qui è una terapia, perché la genuinità, la bellezza, il cibo, ancora per noi questi paesini sono ricchissimi di cultura, di storia. Quando altri paesi dove andiamo noi sono ancora proprio stanno crescendo, vanno molto molto veloci, però ne abbiamo di bisogno di prendere questi profumi qui. E guardate questa immagine, sua madre sui luoghi della mietitura, come una volta. Cosa si prova in questo momento? Cosa si prova? Senti i profumi di nuovo della tua infanzia, delle stagioni che oggi magari non li senti così come si sentivano una volta, perché giugno, quando vedi la mietitura del grano, già sai che è giugno, quindi è proprio uno spettacolo. Complimenti a Bella Sicilia e continuate a condividere con noi queste bellissime storie. Grazie, noi le facciamo i complimenti a lei perché ha portato la Sicilia nel mondo. Noi portiamo la genuinità, la cultura, la storia, il grano. Facciamo delle insalate con questo grano, portiamo delle farine che qui c'è il signor Lazzara. L'anno scorso il frumento di qua l'abbiamo. Cosa abbiamo fatto, Mirko? L'abbiamo macinato all'antico mulino a pietra, a Longhe, l'abbiamo mandato dove in è America, arrivato? a Los Angeles direttamente. Il ristorante Il Pastaio, Yes. amato nel mondo, conosciuto da tutti i VIP. Yes. Ti ricorda un passato in questo momento? Sta facendo. Signora, una volta si cantava? Quando eravamo belli che assai, che Matteo muore 6-7 cristiani, ecco poteva giungere, non poteva giungere. E la bambina di la liva, la bambina. Veni l'uventula cutulia, la cimidia cascori la fa. Veni l'uventula cutulia, la cimidia cascari la fa. Veni l'uventula cutulia, la cimidia cascari la fa. Cascari la fa, veni l'uventula cutulia,
Com'è Santino? Granata, Che spettacolo. Che spettacolo. È la fine del mondo. Yes. Ha detto bene. Non hai visto lavori sta maniera tanto tempo. Very nice. Una frase in inglese. Come possiamo definire tutto questo? Spectacular. Beautiful. Ma noi vogliamo parlare la nostra lingua. Perché ci riporta. Allora diciamolo in siciliano. Bellissimo. Troppo buono. Troppo bello. Troppo buono. Io sto vivendo un momento magico perché all'età di 12 anni, 13 anni, Portella Gazzana allora era, diciamo, si chiamava La Baracca, e La Baracca io ho avuto la fortuna, un caro fratello che ci ha lasciato, Nino, che ha condiviso con i suoi fratelli questo, ci ha insegnato, e noi abbiamo portato questa cultura a Los Angeles, nel mondo, e oggi essere qui, vedere le persone che conoscevo 35 anni fa, quasi 40 anni fa, e vederli oggi è proprio un grandissimo regalo. Diciamo che adesso io quando vedo queste persone, lui è il signor Fabio che ha fatto la mietitura, questi signori venivano quando Portella Gazzana era aperta per rilassarsi, farsi una birra e raccontare le storie di quando si metteva il grano da Chiana e Enna e le zone di Palermo, poi si riunivano, cantavano delle canzoni e niente, diciamo, io ti suggerirei magari andiamole a vedere alcune persone. Lui si ricorda di me da quando, quanti anni? Immagina che suo figlio oggi avrà 40 anni. 40 anni Antonio, l'ho visto, ma io mi ricordo Antonio quando aveva 6 anni. Qui a Portella Gazzana che suo padre lo portava qua. E quando ci daste $5 dava potere tu boss. Oh certo, perché D'America ci daste $5. Perché io ho sempre amato i bambini, ancora oggi è bellissimo. E mi fa tanto piacere quando vedevo dei bambini piccoli che venivano qui con i genitori, e oggi questi bambini li vedi ancora a venire e condividere questi bei momenti di una volta. Se il video fosse in bianco e nero, sembrerebbe un contesto degli anni 40. 2021, Portella Gazzana, Longi, e stiamo per vivere un momento davvero bello. Noi preghiamo e ringraziamo in un momento il Santissimo e grandissimo Sacramento. Il tuo padrino quando metteva il lavoro. Bene, e come faceva? Come diceva? Sono dato ringraziato in un momento, Santissimo e Grandissimo Sacramento. E l'altro diceva Sacramento! E dove faceva? Altro dicevano, il tuo pane, non ci posso fare. Ci potevano sta cosa, salutare, ringraziamo. Salutiamo, ringraziamo. Ok, dai mammina, sei stata bravissima ancora oggi. Venite a Un casa, bicchiere di mangiare, vino, un goccio. ringraziamento praticamente. Sì, mamma, per favore. Vai, signora Maria. Forza, quindi pure io tutto mo pivo ora. Brava. Con questi prodotti genuini, questo momento Ma che qui stiamo abbiamo vivendo. la provola dei nebrodi, il formaggio. Pino, Mangiamo, vieni qua, oh! Mamma. Allora, cosa abbiamo qua? Come si chiamano? No, Passoluna. Passoluna, che si passoluna della sera. Allora, cosa abbiamo in questo tavolo? Quindi vogliamo presentare questi No, prodotti. voglio togliere la parola a mio fratello perché Allora io posso dire lui è quello che... le cose più semplici, la provola dei nebrodi, la salsiccia con il finocchietto dentro, salame, Patate. le olive fatte da mia mamma, tradizionali col finocchietto e tutto. E poi Mirko ci spiega che tipologia di pane abbiamo qui. Che pane abbiamo qui?
Questo qua è un pane di Turbinia, sempre grano antico, fatto nel forno a legna. E questo è un grano con grano siciliano, duro, rimacinato. Sempre con lievito madre. Sempre lievito madre. Che dire, al termine della mietitura, un tavolo bandito con questi prodotti, una tavola bandita come una volta era così, è vero, al termine dei lavori. Con poco c'è tantissimo. Ognuno portava quello che aveva, che produceva nel proprio terreno. Ecco, infatti siamo, come dicevamo inizio video, 2021, ma questa immagine caratterizzava i momenti di inizio Novecento. Sì, noi possiamo raccontare quello che sentivamo dai nostri genitori dal dopoguerra o prima. Mamma, che si ricorda qualcosa, dai? Non mi ricordo niente. Quando si mangiava? Si stava a mangiare la bocca. Abbiamo una bella patata, le verdure. La diceva mamma diceva, chi sta da un figlio, chi sta da uno, chi sta da un altro, ne metteva a parte. Ne metteva tutto diverso. E ognuno era uno suo. E qui c'è il signor Fabio, io mi ricordo suo padre, che quando veniva a Portella Cazzana lui aveva delle mucche e aveva un asino, ci fermavamo e lui ci raccontava le storie della guerra, sempre vestito lui da militare, Uzzo Bastianeccio. Andiamo nella cantina di mamma. Nella sua cantina cosa c'è? Ti racconteremo una storia di quella, perché il nostro padre ci diceva sempre: qui a tavola potete portare 200 persone, non c'è bisogno di andare nel supermercato. No, da Putia una volta. E noi non ci credevamo, però il maiale c'era, l'olio c'era, il pane, il formaggio. Dice la mamma non mancava nulla. Però queste cose li apprezzi di più quando esci dall'Italia, vai fuori, vai all'estero e dai molto più valore a tutto quello che avevi a casa. Alla signora Maria, vogliamo fare un applauso alla signora Maria? Complimenti! Per il nostro cuore rappresenta tanto, rappresenta la volontà di continuare quello che i nostri genitori ci hanno tramandato negli anni e ci vuole tanta forza anche per poter fare questo. Io penso che siamo qui oggi non soltanto per continuare a rappresentare quelle tradizioni, ciò che facevano i nostri padri assieme a noi, ma c'è anche una continuità su questo, una continuità sui figli. Qui abbiamo Mirko con Lillo, che è stato uno di quelli che più di tutti ha voluto anche metterci del suo, acquistando un mulino a pietra e per dare anche un servizio a chi produce grano e vuole portare avanti una filiera che sia molto corta, ma soprattutto dal punto di vista alimentare molto molto importante e nutrizionale. Un ringraziamento particolare a Lillo e poi soprattutto questa giornata al Presidente, è dedicata a chi oggi qua non c'è, ma è con noi. A loro due va questa dedica molto, molto importante. Lo facciamo per continuare il ricordo di chi oggi non c'è più, ma che sarà sempre con noi e che è stato sempre con noi. E un saluto particolare a mio padre, che avremo la fortuna di riaverlo qui con noi, speriamo tra poco. Cine. Salute Pino e grazie. Quello che stiamo creando è fare una squadra che ci aiutiamo l'uno con l'altro. Lui fa il grano, l'altro fa i biscotti, chi fa l'olio, e trasportare la Sicilia bella nel mondo, come l'ha fatto Mirko, come lo fa Pino. E non c'è altro, quando vediamo queste spighe di grano che noi li possiamo gustare nei nostri tavoli nel mondo, a Los Angeles, e raccontare una storia ai nostri figli, è proprio un regalo. Grazie a mamma, a papà, che nei tempi duri ci hanno insegnato di tutto. Non ci lasciavano in piazza, ci portavano in campagna con la forza e noi eravamo delle spugne, non ci piaceva allora, ma oggi ne siamo più che grati. Bicchieri in alto e viva la nostra Sicilia! È grande a bella Sicilia e ci incontriamo al più presto!